non si pedala ma si corre. Torna un personaggio che ha avuto successo. Cosa mi invento per passare del tempo con il mio amico Matteo? Questa è la squadra. Ho rallentato, stidi il ginocchio destro. Aiuto! Dai Matteo! Attenzione, voglio sentire! Bentornati sul canale, benvenuti in questo nuovo video. Pettorale ritirato, stavolta non si pedala ma si corre. Che oggi sul canale torna un personaggio che qua ha avuto successo. Pensa cosa, andiamo a vedere qua cosa c'è. Pensa cosa mi invento per passare del tempo con il mio amico Matteo. Cioè, pedalare, esatto, lui il giorno del suo compleanno si è regalato il pettorale per una mezza maratona trail e mi fa: ma sì dai, facciamo una corsa a piedi, facciamo una corsa a piedi, facciamo una corsa a piedi, mezza maratona sul serrato, grande idea mi sembra. Quindi domani correremo la corsa della Bora con arrivo qui Porto Piccolo. Un bel pezzo. Ma va dove ti porto? Questo sarà il pezzo finale. Gira a destra e questo è l'arrivo. Quindi iniziamo a visualizzare l'arrivo. Comunque, essendo una prima esperienza a piedi seria, diciamo che la distanza non dovrebbe essere un problema, presa con calma, l'ho già corsa, ma il fatto di essere in una gara organizzata, quella sì che è una prima esperienza. Matteo, red carpet. Matteo è già preoccupato. The next day. Buongiorno da Porto Piccolo, 24 ore del ritiro pettorale. Stiamo salendo a piedi per andare a prendere la navetta che ci porterà alla partenza. Parlo il plurale perché, attenzione, Matteo si è presentato. Recupereremo la terza componente della squadra a Monte Grisa. Monte Grisa, partenza. Eccola Sara. Questa è la squadra. Si parte. Andiamo ragazzi, ci siamo! Guarda che ti sembra che sono quella proliotto se fa così. Intruppati. Prendiamo un ritmo, non si arrivano anche gli altri. Questo sentiero sicuramente già l'ho fatto di corsa in salita, forse avevo fatto anche un video una sera.
Siamo dentro al terzo chilometro, abbiamo passato l'obelisco, girato a destra e cominciamo a rientrare verso Porto Piccolo. Tutti e tre per adesso. Perché ne sono appena congiunto, no? Chilometro 7. No, attuale. Ottavo chilometro, ristoro. Anche acqua. Che bello. Bella vedere. Sì. Ja, ne morgen gaan, no? Santa Croce. Buongiorno. Destra, destra. Allora, 19° chilometro, ho rallentato perché non so se non sono abituato, abbastanza allenato al gesto, oppure forse sono andato troppo piano all'inizio, un po' di fastidi al ginocchio destro e appena accelero non riesco a scavallare quella velocità che poi so che posso andare, veramente fastidioso. Però comunque questo era lo spirito con cui avevo deciso di fare questa mezza maratona, quindi super tranquillo. Bellissimo percorso, diversi pezzi che non ho mai fatto. Grande. Quanto manca? 2 km. Serve aiuto? No, no. Cazzo, la media. Vuoi incontrare mia moglie? Cosa vuoi? No, perché ti ho visto stamattina lì. Oh, giusto ben, che avevo bisogno di assistenza. Sa cosa sei? Io ero tra i primi. Eccolo. Ok. E ha vinto un altro giro. E dopo ho visto Ela. Aiuto, Caro. avevo proprio bisogno di assistenza. Come sei? Beh, Tutto bene? Tutto a posto? Ultimo chilometro scarso. Ragazzi, eccoli qua.
qua. E arrivano. Dai Matteo! Un bel saluto a casa che andate a prendervi la vostra merita medaglia. Bravi, ragazzi. Ed ecco che arriva. Voglio vederti esultare in diretta. Vieni qua, saluta a casa. Bravi ragazzi, bravi. E prendere la medaglia di qua. Vieni qua, sei davanti a me. Vieni qua. Bravi, bravissimi. Bravo. Mole. Attenzione, voglio sentire. Del mago, senti? La della corda. Grande. Voglio sentire un grande applauso perché sta per arrivare il vincitore. Bombona! Grazie. Che bella. Sì. Allora, bilancio. La medaglia veramente bellissima. Grande Matteo che ha accelerato contro tutti i pronostici. Alla mia prima bravissimo. mezza, portata a casa. Anche la mia prima mezza ufficiale. Ma bene, contento, a parte sto ginocchio che vabbè, non so, vedremo. Ho fatto un pensiero dal 10° chilometro e dopo non mi ha più mollato per tutto il giro. Addirittura Sì, un'emozione. tutti i sentieri pensavo, bello questo Questo in in mountain bici. bike, bello questo in mountain bike. E invece sta Quindi correndo. vuol dire che questo qua secondo me non è il mio sport. Non so neanche in quanto tempo, penso 3 ore. 3 ore. Penso 3 ore, comunque in descrizione c'è il link alla traccia Strava e Seguiteci per la Cortina d'Ubbiaco. sì, Cortina d'Ubbiaco, sì, ciao. Adesso inizia la vera maratona, convincere Matteo a fare delle gare barra uscite in bici barra eventi durante questa stagione. Quindi stay tuned. Se non avete ancora fatto iscrivetevi al canale, lasciate un like se vi è piaciuto il video, un commento se volete chiedere qualcosa e ci vediamo al prossimo video. Ciao Matteo!